Stimiamo che ci siano almeno 4-5 mila mascherine che hanno queste caratteristiche. Investita dal ritiro delle mascherine disposto da Azienda Zero per le FFP2 e FFP3 dei lotti sottoposti a sequestro perché non conformi, acquistate dal commissario straordinario e consegnate alle regioni nel corso della pandemia. Problema che si aggiunge a problema, perché l'IPAB più grande del Veneto, con le sue 4 case di riposo e gli ospiti, quasi tutti immunizzati, fa i conti da qualche tempo con personale sanitario Novax. Sarebbero una decina gli operatori rimasti, non contando chi per motivi di salute non può vaccinarsi, a contatto con persone anziane o fragili che nonostante i richiami raccolta dell'ultimo mese avrebbe rifiutato il vaccino. In questo caso dovremo agire in modo diverso, trovando ad esempio o mansioni secondarie o qualora le mansioni secondarie siano già occupate dalle persone che per altri motivi sanitari non possono farsi il vaccino, possono essere anche astenuti dal lavoro e quindi lasciati anche a casa per il periodo, diciamo sino al 31 dicembre, senza stipendio. Al momento per loro tamponi all'ingresso.